Allora, Valentina Dal Pozzolo, oggi 1-0-0 qui a Vittorio Veneto contro sicuramente un San Bonifacio che ha messo del suo, nonostante la partita fosse difficile, comunque praticamente hanno vinto le difese oggi. Sì, è stata una bella partita in difesa, ma soprattutto a centrocampo, un primo tempo in cui magari non abbiamo dato il massimo e questo ha comportato un po' di errori in difesa, a centrocampo e anche in attacco. Però al secondo tempo siamo uscite come voleva il mister, con testa e grinta, insomma il Vittorio Veneto che conoscono, e abbiamo messo il nostro. Un peccato il pieno palo della Natasha, però dai, va bene il pareggio. C'era un po' di tensione secondo te nel primo tempo? Sì, c'era molta tensione, forse anche un po' di paura di non essere all'altezza. Però diciamo che il mister ci ha spronate bene tra primo tempo e secondo tempo. Ora si continua su questo percorso perché non è certamente finita qui, c'è sicuramente intanto la pausa pasquale, poi si riprende con il recupero di Imola. Sì, adesso da qui a fine campionato abbiamo tutte finali e dobbiamo giocare al 100% con testa, e da Imolese in poi senza sottovalutare nessuna, soprattutto le ultime, insomma. Allora mister, il palo sicuramente sta ancora vibrando, però magari nel primo tempo cosa è successo? Un attimo di tensione da parte delle tue ragazze? Sì, allora il palo fa parte della partita, quindi loro hanno avuto un paio di occasioni dove è stata brava la Reginato, quindi chiaramente se andava dentro dopo il 95esimo la storia cambiava. Il primo tempo siamo entrate contratte, quello sì, quindi un attimino tese, non eravamo tranquilli con la palla ai piedi, e per le ragazze che ho, la squadra che ho, pretendo di più, quindi pretendo che in queste partite dove l'esperienza deve fare la differenza, una squadra come quella del Vittorio Veneto deve entrare in campo più tranquilla, più serena, perché alla fine si gioca a calcio come abbiamo giocato domenica scorsa a Pescara e giocheremo a Imola. Oggi era stesse regole, stesso pallone, stesso rettangolo di gioco, quindi bisogna farci un esame di coscienza di dove possiamo migliorare, e dalla prossima partita dobbiamo continuare a pedalare con testa bassa fino a maggio. Dici proprio anche dei troppi passaggi sbagliati, oggi sicuramente ha vinto le difese. Sì, oggi giocavamo contro il miglior attacco del girone, quindi con la vice capocannoniere e quella che è terza in classifica, e noi non siamo da meno perché le ultime 6 partite abbiamo subito solo 2 gol, quindi attente noi, attente loro, abbiamo lasciato veramente poco a loro e loro hanno lasciato poco a noi, quindi abbiamo sbagliato poco in fase difensiva, merito anche dei 2 centrocampi, quindi ha fatto un filtro eccezionale. Il morale deve sicuramente restare alto, anche perché, come dicevi te, ci sono ancora 18 punti in palio. Ma ci mancherebbe, l'entusiasmo deve essere sempre alto. Abbiamo pareggiato contro la prima classifica, che fino adesso ha fatto un campionato straordinario, ha vinto tutti gli scontri diretti, quindi un pareggio oggi ci stava. Abbiamo regalato un tempo noi e un tempo loro, quindi un tempo a testa con varie occasioni. Il pareggio insomma ci sta tutto. Oggi hai francobollato proprio Virgili alla Yeboah e di là hai provato Mantovani che rientrava da un lungo stop. Sì, e la Yeboah è una ragazza veloce, quindi è la più veloce che abbiamo dietro, è la Elena, la Virgili, quindi quando si spostava ho cercato di farla andare dietro, quindi le caratteristiche fisiche hanno fatto una scelta normale. Mister, allora ci lasciamo così con un motivo in più per domenica, che intanto è Pasqua, poi si riprenderà con la partita di recupero a Imola. Sì, adesso facciamo un weekend di festa tutti quanti insieme in famiglia, e dopo riprendiamo con una trasferta a Imola, una trasferta dove dovevamo recuperare per neve, e con l'obiettivo di fare 3 punti. 3 punti da qua fino a maggio in ogni partita che giochiamo. Allora, mister Dalla Pozza, una Pro San Bonifacio che ha interpretato secondo noi bene la gara, ha trovato sicuramente un buon Vittorio Veneto in difesa, ma comunque il leitmotiv della giornata è stata proprio la vittoria delle difese in questo caso. Sì, comunque noi siamo venuti qui per cercare di fare la partita e di vincere la partita. Credo che
Nel primo tempo, nonostante il Vittorio Veneto si è difeso bene, abbiamo avuto due occasioni molto, molto nitide. Purtroppo non le abbiamo sfruttate. È chiaro che giocando, pressando molto come abbiamo fatto per circa tre quarti della gara, poi verso la fine qualcosa si lascia anche all'avversario. E difatti lì il Vittorio Veneto ha colto il palo e quella penso sia l'occasione più nitida di tutta la gara. Sì, quella è stata l'occasione più nitida, anche comunque il tiro cross della Castrati col mancato intervento della Meneghetti è stata un'occasione, eravamo praticamente a mezzo metro dalla porta, anche quella è stata un'occasione molto, molto lucida. Professor Bonifacio, che continua la marcia verso la promozione, anche ovviamente con i playoff, inarrestabile, dunque si conferma questo San Bonifacio? Beh, oggi credo che la squadra abbia dimostrato il suo valore, non era facile giocare contro il Vittorio Veneto che era lanciatissimo dagli ultimi risultati, non era facile giocare su questo terreno e credo che per buona parte della gara abbiamo cercato di vincere la partita. Il Vittorio Veneto ci ha contrastato molto bene, soprattutto come diceva lei in difesa, però non l'abbiamo fatto ripartire se non negli ultimi 10-15 minuti. Hai provato la mossa a Cavallini come domenica scorsa, oggi però magari non è andata bene. Sì, beh, avevamo la Perobello che era anche un po' stanca e quindi dovevamo cercare di dare nuova energia. Dopo la Cavallini negli ultimi 25-30 minuti diciamo che lei è molto brava a trovare lo spunto, come speravo d'altro canto, lo spunto vincente. E l'abbiamo visto anche l'andata proprio questo. Esatto, è quello che è un po' successo anche l'andata, sì. Grazie mister, allora in bocca al lupo per il proseguo e basta, siamo felici di averla ai nostri microfoni. Ok, crepi il lupo e speriamo di chiudere bene questo campionato.